Mi trovavo in Sicilia per le feste natalizie, anche se ormai da molti anni vivevo lontana dall'isola. Dopo la laurea mi ero trasferita per qualche mese in una piccola città della Germania, prima di stabilirmi definitivamente a Praga. A tornare in Sicilia facevo sempre fatica, non per ragioni economiche o per mancanza di tempo, ma per una sorta di malessere che mi aggrediva nel momento in cui mi ritrovavo in quella terra della quale, pure, provavo tanta nostalgia. Chi parte non parte mai davvero, ma non riesce mai neppure davvero a tornare. Masticavo voracemente pasti alla zuccata, buccellati e biscotti intrecciati. Quei sapori non mi stancavano mai. Sapevo di doverne approfittare fino a che avessi potuto. Quanta vita ha visto questa piccola signora dal passo incerto, mi dissi. Provavo ancora il morso del senso di colpa, che mi faceva sentire egoista, per essermene andata dalla Sicilia, per non volerci mai tornare, per voler ripartire nel momento stesso in cui vi mettevo piede. Allo stesso tempo mi resi conto che era il mio turno di vivere una vita che valesse la pena raccontare. I miei viaggi, le persone interessanti che avevo incontrato e che venivano da tutte le parti del mondo e che parlavano tante lingue e che facevano tante cose, mi avrebbero mai portata a raccontare storie tanto interessanti come quelle di una vecchia signora che aveva vissuto la sua vita intera in un paese della provincia siciliana. Il mio cellulare riprese a vibrare. Era mia sorella che mi aspettava in macchina con una certa impazienza. Anche lei era in paese per le feste.